Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. A Scilla si fa la conta dei danni dopo il violento nubifragio che ha messo in ginocchio uno dei borghi marinari più belli d'Italia. La regione al sindaco: non vi lasceremo soli. No, vabbè. Pioggia e fango, l'ora di passione di Scilla, la pioggia che ha stravolto Chianalea e la zona di Marina Grande dove il violento nubifragio ha travolto ogni cosa. La domenica di lavoro dei vigili del fuoco per liberare i sottopassi, i vicoli del borgo marinaro tra i più belli d'Italia con le auto trascinate da un torrente marrone, la paura dei residenti e i danni tanti, mobilitata la macchina dei soccorsi al lavoro per la messa in sicurezza del territorio, le associazioni di protezione civile e l'esercito, in una domenica in cui il paradiso dei turisti si è trasformato diventando irriconoscibile. 4 le abitazioni evacuate nei pressi del Castello dei Ruffo, mentre è stata riaperta al traffico dall'ANAS alla statale 18. Il capo della protezione civile calabrese Carlo Tanzi ha spiegato che i problemi sono stati causati dai bacini che nella zona sono molto stretti e si sono subito saturati. Attivata in prefettura a Reggio Calabria l'unità di crisi per l'emergenza che ha interessato anche altri centri del Reggino e della Locride. Oggi la situazione è in lento miglioramento, si procede alla conta dei danni soprattutto nelle strutture turistiche. La regione ha comunicato al sindaco di Scilla che la cittadina non sarà lasciata da sola. La Calabria bella e fragile, la cartolina arrovesciata da ripristinare nella stagione che doveva essere della leggerezza e che invece sarà la più difficile.